Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina doppia scossa di terremoto è stata registrata, diciamo, nel Mar Tirreno, quindi in effetti in Calabria, quindi esattamente alle 6:31 al largo di Scalea. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 km, quindi immaginate che è abbastanza pochino, quindi la gente ha sentito davvero tremare per terra, quindi la profondità era solo 11 km. Poi 7 minuti dopo, ragazzi, un'altra scossa, sempre nello stesso punto, però stavolta di magnitudo 2,5. Già la prima scossa ha messo, diciamo, in agitazione la popolazione, quindi chiamate, diciamo, ma davvero un casino, chi è sceso in strada, diciamo, si è creato un po' di caos. Ciao, avvocatella. Quindi alla fine chi scappa di qua, chi chiamava di qua sui social qui, alla fine è uscito fuori che c'è stata questa scossa di terremoto di 4,4 a soli 11 km, quindi neanche 7 minuti dopo un'altra scossa di 2,5, sempre la stessa profondità, quindi sono state sentite la prima molto fortemente, la seconda così così, quindi diciamo c'è stato proprio un casino, come dico io. Secondo i primi accertamenti non ci sono danni, perlomeno a Scalea, né diciamo nei centri, quindi sì, sì, stanno tutti bene, non ci sono persone che si sono fatte male, nulla, quindi stanno tutti bene, quindi stanno solo cercando di vedere se ci sono crepe nei muri, sa, nelle scuole, in questi posti pubblici e privati, quindi i treni erano stati sospesi per 2 ore, poi hanno controllato tutta la linea ferroviaria e sono ripartiti, quindi diciamo non hanno riscontrato alcun danno, diciamo, alla rete, diciamo, ferroviaria e quindi sono partiti, quindi dalle stazioni di Sapi, Cetraro, diciamo, da queste parti qui, quindi sì, sì, è andata bene perché 4,4 a 11 km e come dico io, non guardiamo 4,4, guardiamo la profondità, è quella che conta. Poi calcoliamo che comunque 4,4 è un bel terremoto, non è diciamo forte, però non è neanche debole, quindi è una via di mezzo. Però se calcoliamo poi la profondità, allora ci rendiamo conto che è un bel terremoto comunque, quindi ha fatto mettere paura a tutti, quindi poi l'altro di 2,5 sempre nello stesso punto, non è stato come il primo, d'accordo, però giustamente sentendo un'altra scossa dice qua che sta succedendo e quindi giustamente chi chiamava i pompieri, chi chiamava i carabinieri, chi chiamava comunque davvero panico totale, sì, è anche giusto perché tu senti una scossa, diciamo, che è molto forte, diciamo. Poi, dopo 7 minuti, ne senti un'altra, allora incominci davvero a metterti paura, dici qua che sta succedendo, non la finisce. E quindi si crea, ma anche è normale, ragazzi. Può succedere ovunque, tutti quanti reagiscono alla stessa maniera, quindi fortunatamente non ci stanno ferite niente, quindi per ora è tutto bello tranquillo, le scosse non ci sono state, non ci sono neanche scosse di bassa intensità, quindi sono state solo queste due scosse. Poi sono andato a controllare sull'INCV, non ci sta più nulla, neanche di bassa intensità, quindi solo quelle due e basta. Vabbè ragazzi, vi auguro di nuovo buon appetito, tanto sono le 2, penso che chi sta mangiando, chi sta adesso cucinando, quindi buon appetito a tutti e ci sentiamo come sempre. Ciao, ciao avvocatella, ciao a tutti.